Reddito di cittadinanza in un anno, denunciate nel centro Italia 955 persone per averlo percepito illecitamente. Il punto con Lino Lombardi. L'ultimo furbetto è stato scoperto in Sardegna. È un 39enne di Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari, che presentando dichiarazioni false sui suoi guadagni ha intascato dal 2019 più di 13.000 euro di reddito di cittadinanza. Nell'ultimo anno del centro Italia, Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, su più di 9.500 persone controllate dai carabinieri, 955 hanno percepito il sussidio senza averne diritto. Ammonta a più di 5 milioni di euro il danno erariale alle casse dello Stato. Tra gli irregolari 584 italiani già noti alle forze dell'ordine e 472 stranieri. Dall'indagine è emerso inoltre che la maggior parte degli stranieri ha sostenuto di essere residenti in Italia da 10 anni. Non era vero. Controlli anche a Napoli, dove la polizia municipale ha intensificato i propri interventi sull'attività dei parcheggiatori abusivi. 2 denunciati perché anche loro ricevevano il sussidio senza averne i requisiti. Ed ora a Palermo per la morte a 87 anni della fotografa Letizia Natalia Costantini.